Parliamo di questa presentazione del libro che avverrà giorno 27 presso il Parco Letterario dal tema Pionieri della pallacanestro in Sicilia. Sì, questa è praticamente la prima manifestazione che facciamo assieme, sia il Parco Letterario che la Real Basket. Questa scaturisce dal protocollo d'intesa che hanno raggiunto le due associazioni. E quindi iniziamo col presentare questo prestigioso volume di Roberto Quartarone, dove ci racconta gli inizi della pallacanestro in Sicilia. Quando Agrigento la pallacanestro ha avuto pure grandi momenti, come ora abbiamo sempre una squadra di Serie B. E inoltre dagli anni 50 in poi la pallacanestro ad Agrigento ha visto grandi protagonisti che poi si sono anche affermati nella vita. Sì, l'associazione Cerchio di Agrigento, che regge il Parco Letterario come soggetto gestore, naturalmente avendo la sezione dedicata allo sport, ha sottoscritto in questi giorni, sollecitata in maniera urgente, subito abbiamo firmato, letto e sottoscritto un protocollo d'intesa con la Real Basket, che è una realtà agrigentina ormai da tempo, diciamo, in questo territorio, con risultati eccezionali sia a livello educativo sia a livello, diciamo, di risultati agonistici. E naturalmente questo ci onora e presenteremo in questa occasione, come prima occasione di questa forma di collaborazione, un libro molto importante che è proprio sulla storia della Real Basket, del basket in provincia di Agrigento e in Sicilia. E questo è molto importante perché dobbiamo fare sempre storia, ma storia vera, cioè storia vissuta e non storia recitata. Sono due cose diverse. Recitare è una cosa, realmente realizzare è qualche altra cosa, ed è ciò che la Real Basket ha fatto e che tutti noi, da giovani e anche da meno giovani, oggi seguiamo e abbiamo seguito. Quindi speriamo in un pubblico che sarà domenica alle ore 10, speriamo in un pubblico numeroso al Caffè Letterario Luigi Pirandello a Piazzale Caos.